Siamo a San Domenico Maggiore, la piazza dell'esoterismo napoletano, la piazza dei misteri, la piazza delle cose inspiegabili, spirito, spiritil, fantasma, fantasmini, spettri, apparizioni, fantasmi, a cominciare da Palazzo Petrucci, dove ancora oggi pare che si riuniscono i congiurati della congiura dei baroni, i cui primi incontri avvenivano qui, a continuare con Palazzo Casa Calenda, infestato da spiriti e spiritil, che c'è stato un famoso monacello, l'avvocato Casa Calenda, la figlia del portiere, sparì, non si è mai più trovata, a continuare con la stessa Guglia, piena di simboli misteriosi, esoterici, a cominciare dalla sirena bicauda, la sirena che ha la doppia coda, continuando per Palazzo Corigliano, la sede dell'Orientale di Napoli, che è tutto pieno di simboli misteriosi all'esterno, ma i cortili e le sale sono infestate da spiriti. E poi continuando con Palazzo San Severo, il palazzo abitato nel Settecento dal principe San Severo, quello adiacente alla cappella San Severo, ma nel Cinquecento dove avvenne il delitto più efferato della storia di Napoli, quello di Carlo Gesualdo, che ammazza la moglie fedigrafa, concubina Maria d'Avalos, e continuando, ma perché il monastero di San Domenico Maggiore, dove ancora, come dire, si sentono le urla, i resti bruciacchiati, ahimè, del povero Giordano Bruno, che fu bruciato vivo, arso vivo dal tribunale dell'Inquisizione e che qui, in questo monastero, passò molti dei suoi anni. Bene, ma fra tanti spiriti, fantasmi, misteri, ce n'è uno che qui compare tutte le notti di luna piena, uno spettro che va fra la Guglia e le arche aragonesi di San Domenico Maggiore. È lo spettro di Maria d'Avalos, la donna che fu ammazzata da Carlo Gesualdo per un atto di tradimento. E la storia è questa, ora ve la racconto. Siamo nella seconda metà del Cinquecento. Carlo Gesualdo, il più grande compositore di madrigali, il più grande madrigalista, musica religiosa del Cinquecento, viene qui a Napoli e va di casa a Piazza San Domenico Maggiore, a Palazzo San Severo, fatte più vicine, che queste hanno fatte i corno, non posso parlare a voce alta. Lui sposa Maria d'Avalos, la donna più bella, si diceva, dell'Italia meridionale. E ahimè, però, di lì a poco lei conosce un terzo incomodo, Fabrizio Carafa, che sta in casa a Spaccanapoli, proprio dietro l'angolo, dove è Palazzo Carafa, quel palazzo che ha quegli spegnifiaccola di Piperno meravigliosi. Fra i due, ci sta poco fa, nasce un grande amore, incontenibile, non si poteva nascondere. Tutta Napoli sapeva, tutta Napoli mormoriava, tranne il nostro Carlo Gesualdo, che continuava ignaro di tutto ciò che avveniva alle sue spalle, a comporre i suoi madrigali, din 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 din, e lei faceva che l'altra parte don 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 don. Ecco. Beh, allora, perché diciamo la verità, se uno sa qualcosa mica si mette in mezzo, a meno che non sia un parente. Ed ecco che un cugino cardinale di Carlo Gesualdo se lo chiama e dice: Carlo, guarda che qua sul conto di tua moglie girano delle voci tremende, insomma, Carlo, tu devi appurare la verità. Poi Carlo appura la verità, o fatte o vere. E allora che fa? Tende una trappola alla moglie fedigrafa. Sapete cosa fa? Finge di partire per una battuta di caccia agli astroni, dove avrebbe dovuto dormire nottetempo. Marie, ti va a caccia, vedi che stanotte non torna. E lei, la signora, naturalmente si organizzò. E invece nel cuore della notte Carlo Gesualdo piomba nella sua camera da letto e trova i due amanti in seduta amorosa. Scusate, che potevo fare? Non capette più niente, non riuscì a trattenersi. A dire il vero, loro tentarono un'estrema difesa. Sì, pare che lei sostenne: caro, non è come pensi, posso spiegarti tutto. Anzi, queste sono le frasi da usare, lo dico pure agli ascoltatori, magari se vi trovate un giorno in una situazione del genere. No, in realtà lei sostenne davanti al marito che si erano riuniti a quell'ora così tarda per la preghiera del Vespo, per la preghiera serale. Ma Carlo non ci credette, li fece ammazzare dai suoi sgherri e poi infierì con 50 coltellate sui corpi, e poi mise i corpi grondanti di sangue appesi qui al portale di Palazzo San Severo, affinché tutta Napoli sapesse che l'onore di Carlo Gesualdo era stato lavato col sangue. E da allora in poi pare che tutte le notti senza luna Maria d'Avalos, il fantasma, ondeggia ancora in questa piazza, fra il convento di San Domenico Maggiore, dove ella
è seppellita, lontano Romarite, perché Is sta praticamente alla chiesa di Gesù Nuovo. No, insieme non potevano mai stare, diciamo la verità. O calendario Napoli 2026, il calendario della napoletanità. Ogni giorno un cartello disegnato da Pasquale Nummarare, il cartello dei verdumai napoletani, e ogni giorno un motto commentato sarcasticamente da Amedeo Colella. O purp se cucina dall'acqua soia, è inutile insistere, lasciamo che se ne convinca da solo.